primo test stagionale per il Montorio, che nell'allenamento congiunto al Centro Sportivo delle Sorgenti affronta il Chievo Verona di mister Pontarollo. È l'occasione per mettere benzina nelle gambe e cominciare a dare le prime indicazioni a mister Cherubin. La differenza di categoria e la preparazione dei castellani, iniziata solo una settimana fa, rendono la differenza evidente. I clivenzi si portano in vantaggio con Brighente sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo. Un minuto dopo, azione manovrata sulla fascia sinistra. Cross in aria e Bisogno mette in rete di testa. Passano 2 minuti ed il Chievo porta a 3 il suo score. Ancora dalla fascia sinistra parte l'azione. Assist di De Cerchio e Bisogno deve provare 2 volte prima di poter mettere la palla in rete. Cailotto serve lungo Dosso che entra in aria ed impegna Tosi con un tiro cross. Ancora Dosso prova la conclusione dal limite che non impensierisce Tosi. Nel secondo tempo cambiano radicalmente le formazioni in campo e anche le condizioni atmosferiche. Fontana mette giù Colferai ed è calcio di rigore. Dal dischetto batte Danieli, Fontana intuisce e devia in angolo. Dal corner nasce la nuova rete del Chievo ad opera di Zuddas. Il Montorio si affaccia in area avversaria con Braga che impegna Pavoni. Il maltempo imperversa, ma il Chievo macina gioco e segna la rete successiva con Fiumicetti. Ancora un calcio di rigore che serve ad aumentare il risultato. Alla battuta va di nuovo Danieli che cambia lato e non sbaglia. Ultima rete di Saramin che allo scadere porta il finale sul punteggio di 9-0. Partita non agevole ma che saprà offrire gli spunti necessari per armonizzare la squadra. Mister Cherubin e la società sono già al lavoro per proseguire la preparazione in vista dei prossimi test.